La strada stessa invita a correre, sembrerebbe quasi una pista di lancio per gli aerei, ma di fatto non lo è una strada su cui insistono dei divieti di sorpasso e quant'altro. Però la gente purtroppo i cartelli non li legge e di conseguenza succedono fatti incresciosi. All'incrocio Peronigo la strada regionale Feltrina mostra tutte le sue falle. È qui che l'amministrazione comunale di Pederobba chiede di intervenire con urgenza realizzando una rotatoria. La raccolta firme, di cui peraltro vi avevamo parlato e sostenuta dalla popolazione, è arrivata a Palazzo Balbi. La soluzione non è immediata, in mezzo c'è un passaggio di consegne. La vicepresidente De Berti ci ha detto che nel giro di un anno dovrebbe passare ad ANAS, la strada regionale Feltrina, e di conseguenza dovrebbero loro stessi realizzare quelle infrastrutture necessarie per renderla più sicura ai veicoli. Partita parallela a quella strategica per il nuovo ponte di Vidor, che insiste per buona parte proprio sul territorio comunale di Pederobba, altro che ponte sullo stretto. Ma gliel'ho detto personalmente al ministro Salvini, il ponte sullo stretto rispetto al ponte di Vidor è 100 volte più costoso, anzi direi molto di più. Di conseguenza i fondi necessari per la realizzazione del ponte di Vidor si possono trovare. Tra Ponte di Vidore e Feltrine intanto si registrano in questi giorni di fuga verso la montagna lunghe code e intasamenti. All'esodo nelle prossime ore si aggiungerà il controesodo, cui si somma l'allerta per il meteo. Sia dal punto di vista del traffico che sia dal punto di vista delle previsioni meteo, invito tutti ad evitare di spostarsi se non è strettamente necessario, perché le condizioni stradali e le condizioni meteo che si stanno proponendo non sono delle migliori.